Il Partito Democratico taglia per primo il traguardo delle liste parlamentari e lo fa mettendo a segno tre rivoluzioni: quella rosa, col 40% di donne, quella delle primarie, dando voce al popolo, e quella del rinnovamento, con volti inediti alla Camera e al Senato. Un gran risultato anche in Veneto, esulta Rosanna Filippin, segretario regionale del PD, inserita al quarto posto nella circoscrizione del Senato. Il suo è uno dei nomi voluti direttamente da Pierluigi Bersani, atteso ieri sera alla prova del fuoco della direzione nazionale del partito. Era necessario sciogliere i nodi e spegnere i malumori di chi aveva corso per le primarie e adesso si vede scavalcato da candidati calati dall'alto, come la Filippin e come Giorgio Santini, vice segretario nazionale della CISL, altro vicentino inserito al secondo posto della lista per il Senato. Alla Camera l'asso calato da Bersani e la sua portavoce, Alessandra Moretti, vice sindaco di Vicenza. La raggiungiamo alla stazione quando torna da Roma col sorriso della vittoria. Sì, una bella soddisfazione. C'è chi ha già fatto una legislatura, chi appunto entra per la prima volta e ognuno di noi metterà al servizio del Paese le proprie competenze. Con Federico Ginato e con l'onorevole Daniela Sbrollini la rappresentanza vicentina degli eleggibili si completa col botto. Uno è il candidato che in Veneto ha ottenuto più voti alle primarie, l'altra è la donna che ha intercettato più preferenze. Abbiamo fatto delle scelte molto responsabili e coraggiose con le primarie, abbiamo ammazzato il porcellum di fatto e concretamente nei fatti, perché i parlamentari sono stati scelti al 90% dai cittadini e sono quindi espressione dei territori. Abbiamo già un programma ben definito e abbiamo già le liste elettorali pronte, quindi noi siamo già in campagna elettorale. I capilista Davide Zoggia, Pierpaolo Baretta e Laura Puppato, insomma, sono i nomi che aprono elenchi composti da candidati veneti, che rappresentano in modo eterogeneo il mondo politico, quello civile e del lavoro. Esponenti giovani, esulta Ginato, per una rappresentanza in Parlamento molto qualificata. La più critica è invece Daniela Sbrollini, che, nonostante sia stata la più votata delle donne venete alle primarie, si ritrova al nono posto in lista. Non è stata fatta una valutazione del lavoro svolto in questi anni, si lamenta, per cui, se sono qui, lo devo al territorio e non alla direzione nazionale. Insomma, tra contenti e delusi, tra vincitori e vinti, il Partito Democratico adesso è pronto a lanciare la sfida alle altre forze. Siamo la lepre da inseguire, annuncia trionfante Bersani. E già viene in mente la favola di Esopo: guai a sottovalutare gli avversari, anche quando sembrano tartarughe.